Via libera del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha approvato all'unanimità dei presenti gli 8 punti inseriti all'ordine del giorno. L'organismo presieduto dal presidente Giuseppe Pendolino, coadiuvato dal segretario generale Melania Alessandra Laspina, ha deliberato alcuni importanti provvedimenti. Oltre al presidente, presenti i consiglieri Cinatra, Ina, Amato, Scicolone, Triglia, Castronovo, Ambrogio, Grassadonio e Cutrera, e dirigenti Fabrizio Caruana, settore contabilità e bilancio, Maria Antonietta Testona, settore pubblica istruzione, provveditorato e risorse umane, Michelangelo Di Carlo, settore infrastrutture e lavori pubblici, Achille Contino, settore turismo e attività economiche e produttive. È stato approvato il bilancio consolidato, l'esercizio finanziario 2024 e il regolamento per la gestione degli affidamenti dei lavori agli operatori economici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha approvato altresì la ricognizione delle partecipazioni societarie, la verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e debiti fuori bilancio. I consiglieri Cutrera, Cinà e Traina, con il loro voto favorevole alle proposte presentate, hanno rimarcato la professionalità dei dirigenti e del personale dell'ente. Il presidente Pendolino, a conclusione dei lavori, ha ringraziato l'intero Consiglio provinciale per l'accoglimento delle proposte, garantendo così una proficua collaborazione nell'interesse della comunità e della provincia agrigentina.